Abolire il denaro contante a favore di queste carte e sistemi tracciabili, come la prende il mondo del commercio? È attrezzato o si può fare? Ma tutte le cose quando sono imposte vengono vissute da tutti, non solo dai commercianti ma da tutti i cittadini italiani, vengono vissuti in maniera negativa. È chiaro che tutto deve muoversi con degli incentivi e con un meccanismo che agevoli questo tipo di utilizzo. È evidente che nel momento in cui non si interviene in maniera pesante affinché si riduca il costo delle transazioni bancarie attraverso questi strumenti, è un danno per tutti i commercianti, non possono accettare questo tipo di impostazione. E attenzione, non è un problema sul fatto che i commercianti non abbiano degli strumenti di pagamento, degli strumenti di incasso estremamente moderni, tipo i POS, anche se non tutti sono coperti, ma una buona parte sicuramente. Il fatto è che spesso è lo stesso consumatore che questo metodo di pagamento non lo utilizza fino in fondo, preferendo pagare in contanti. È un sistema di cultura che va superato non attraverso dei provvedimenti legislativi obbligatori, che in questo momento anzi danneggiano esclusivamente una categoria già in difficoltà come quella del commercio al dettaglio, ma questi andrebbero prima di tutto portati avanti con degli incentivi, con delle valorizzazioni che non sono certamente quelle della lotteria per lo scontrino fiscale. Tra l'altro appunto parliamo di utenza che sappiamo le generazioni sono sempre più anziane e comunque siamo un paese fatto di periferie dove anche il servizio certe volte funziona e non funziona, cioè siamo pronti per una rivoluzione del genere. No, non lo siamo assolutamente e parliamo di una provincia e di una regione tra le prime in Italia su questi strumenti, sia a livello di penetrazione dal punto di vista della capacità informatica, sia dal punto di vista anche dello sviluppo di impresa. Non siamo assolutamente pronti perché soprattutto quello che si diceva prima, cioè diventa negativo quando io entro, vado a pagare con una carta elettronica in un bar, in un esercizio e non funziona il POS perché non c'è il collegamento, perché mancano i collegamenti base. Non posso assolutamente continuare a pensare o ipotizzare che noi tutti siamo esclusivamente dotati di carte di credito o di altri strumenti di pagamento elettronica e poi entriamo in un bar e non c'è il collegamento internet, come spesso succede in molte zone del Veneto. Sicuramente è aumentato l'utilizzo da parte di tutti degli strumenti elettronici per il pagamento. Quello che effettivamente stiamo riscontrando è che non è automatico questo passaggio, non è che questo passaggio lo puoi obbligare. Quello che stiamo riscontrando è che continuano ad esserci, soprattutto da parte dei consumatori, soprattutto da parte di chi va a acquistare, facciamo un esempio così è più chiaro, tutto il mondo del commercio ambulante è stato attrezzato non più tardi di 10 anni fa con i POS portatili. I consumatori che chiedono di utilizzare i POS portatili si contano sulle dita di una mano. Questa è la realtà, è su questo che dobbiamo misurarci e teniamo conto che anche l'abbassamento del tetto massimo con cui si potrà pagare in contanti, adesso 2.000, l'anno prossimo 1.000, inciderà negativamente su questo e probabilmente creerà delle ulteriori difficoltà e dei disagi a un mondo che è quello del piccolo commercio che già, ripeto, sta attraversando una fase di ristrutturazione e di rilancio non di poco conto. Ma dove sono allora gli evasori? Ma gli evasori sono, è inutile dirlo, insomma, c'è sicuramente una fetta di evasione piccola a carico della piccola e media impresa, c'è una grandissima fetta di evasione che è a carico della malavita e di alcune grandi imprese, grandi industrie, lo vediamo tutti i giorni, che vadono centinaia e centinaia di milioni. Non è certamente quella minuscola fetta di evasione a carico della piccola impresa che può danneggiare, che sta danneggiando l'economia nazionale.